Eder, Mech, Pallister. Ieri è uscita una nuova testimone. Sono stato contattato, non ricordo se su Facebook o Messenger, e mi disse che voleva parlare con me riguardo appunto Liliana. E io l'ho chiamata perché mi ha dato il numero di telefono, ci siamo sentiti un attimo e dopo appunto l'ho messo in contatto con gli avvocati. Come mai questa testimone non si è fatta avanti prima? A me è stato detto che sarebbe stata minacciata da qualcuno. Aveva timore un po', ha detto che aveva timore e non voleva, e invece dopo, ripensando, vedendo avanti la televisione e tutto che c'era ancora in corso le indagini, si è decisa appunto a dirmi questo. Lavoriamo in questo modo, cioè abbiamo provveduto ad acquisire queste dichiarazioni, le abbiamo depositate in procura perché voglio evidenziare un aspetto, abbiamo molta fiducia in questa procura e abbiamo chiesto degli approfondimenti, anche perché ci sono queste dichiarazioni che sono supportate anche da altri elementi, cioè perlomeno io e la collega Obizzi, che abbiamo avuto la possibilità di escutere questa persona, abbiamo verificato che insomma, ci dà delle informazioni che possono essere considerate attendibili. Poi c'è un rapporto tra questa persona e la coppia, insomma, la signora Liliana e il signor Sebastiano, di lungo corso, quindi ha raccontato alcuni aspetti che ha effettivamente avuto modo di vedere. Adesso abbiamo chiesto alla Procura, perché poi noi legali facciamo questo tipo di attività, adesso la Procura dovrà approfondire e vagliare queste dichiarazioni e dare poi insomma una valutazione sull'attendibilità. Sebastiano, quando ha saputo di questa nuova testimone, non l'ha presa bene. Si è un po' arrabbiato, diciamo, quando ha sentito... C'è un dato però molto importante. Quando la Procura chiede l'archiviazione, siamo nel febbraio del 2023, mi sembra proprio a pagina 2 dice: abbiamo ascoltato tutti gli amici e tutti i conoscenti di Liliana, della coppia. In realtà questo non sembra, questo lo posso dire anche con certezza, perché noi abbiamo chiesto alla Procura di Trieste di sentire uno dei migliori amici di Sebastiano Visintin, l'amico della Carnia, quell'uomo al quale Sebastiano Visintin il 30 dicembre fa una telefonata molto anomala. Questo signore, l'amico della Carnia, è l'uomo che ha con Sebastiano Visintin, dalla scomparsa in poi di Lilli finché non viene ritrovato il cadavere, le telefonate più fitte. Noi lo chiediamo alla Procura e non è stato mai sentito. Noi l'abbiamo acquisito e abbiamo mandato il verbale, come siamo abituati, come giustamente diceva il collega Cozza. Perché il 30 dicembre, al di là dei rapporti continui che avevano con questo signore, praticamente Visintin, siamo nel cuore della notte, il 30 dicembre, nel vallone di Trieste, fa molto freddo, e chiama una persona che abita a 150 km di distanza se casualmente ha una corda, quando invece a 10 km Sebastiano Visintin aveva degli amici, Pino e Laura, che purtroppo non c'è più, e la saluto con grande affetto perché era una donna che non aveva paura della verità e non si girava dall'altra parte, che abitavano a 10 km. Allora la Procura ha fatto un grande lavoro e noi siamo molto contenti di questo, però che si dice che hanno sentito tutte le amiche e tutte le persone, perché questa persona è una persona che conosceva bene Lilli. Poi se Sebastiano, il signor Visintin, non si ricorda, ci mancherebbe, ma la memoria purtroppo questi scherzi li fa, specialmente di fronte agli inquirenti, quindi spesso avviene. Ho ricevuto una busta anonima, tempo fa, non ricordo bene quando, e c'era scritto Scuola di Polizia, gennaio 2024. Ho aperto e c'erano queste foto che era praticamente, penso, della Guardiola della scuola di polizia, dove acquisivano le immagini. Ma come mai è possibile che tu non sapessi di Claudio? Io questo non lo sapevo, l'ho saputo molto tempo dopo. A un certo punto i vicini che sono venuti a casa mia non mi hanno informato, non mi hanno detto che loro avevano incontrato questo signore, che comunque
diciamo, doveva incontrarsi con Liliana e ha raccontato un po' la sua storia, la storia sua e di Liliana, ma questo veramente l'ho saputo dopo. E questi vicini che sono venuti da me, che comunque non mi hanno informato della scomparsa di Liliana, è stato tremendo, è stata una brutta cosa fatta da loro, venire a casa mia e tutto quello che è successo, e senza avvertirmi. E alle 7 di sera dirmi andiamo in questura a fare la denuncia di scomparsa, alle 7 di sera. Cioè io in quel momento lì ho cominciato a essere devastato, no? Da questo loro atteggiamento, cioè io incredulo, non mai più pensavo una cosa del genere. Adesso a distanza di tempo veramente mi rendo conto che questi vicini di casa veramente si sono comportati molto male nei miei confronti. Gabriella quella mattina era a pochi metri dietro Liliana. Questo particolare è emerso qualche giorno fa, non è che noi eravamo a conoscenza, e di conseguenza questa uscita di Gabriella a 2 minuti di distanza di Liliana, lei non l'ha mai detto questo. Pensa se invece di Gabriella ero io 2 minuti dietro di lei, a quest'ora cosa sarebbe stato nei miei confronti? Tutte le accuse, tutte le cose. Invece per lei è una cosa normale, vabbè, insomma, dai. Rispetto a Gabriella, non per fare il difensore di Gabriella perché non ne ha bisogno, però in realtà evidentemente il signor Visentino non ha letto la nostra opposizione, perché è da illo tempore che noi abbiamo fatto un'integrazione all'opposizione dove dicevamo che la signora Micheli spontaneamente è venuta da noi, ha visto le telecamere e ha detto lei a noi che c'era questo passaggio. Poi c'è una differenza tra la mattina di Gabriella e quella di Sebastiano. Innanzitutto nel pomeriggio del 14 lui dice alle 7 era devastato, però nella denuncia dice che già alle 4 era seriamente preoccupato, e Gabriella Micheli gli dice di chiamare più volte quel numero che poi lui ha bloccato, che era di Sterpin, e in più quella mattina la Micheli aveva l'applicazione e il telefonino sempre acceso, a differenza di Sebastiano Visentini, il cui telefono dalle 9:12 alle 12:10 è stato spento. Non era mai successo che per ben 3 ore lui stesse nel magazzino il 14 e per 3 ore spento il telefonino. Questo è molto importante, mentre il telefono di Gabriella Micheli ha tracciato tutto il suo percorso. Lui ha detto bugie molto più pesanti, sul Cordino è stata proprio una vera e propria barzelletta. Abbiamo qualche dato anche sulle telecamere? C'è un dato, per ricostruire in modo analitico, c'è un dato. Allora, noi abbiamo detto, vogliamo capire qual è il criterio oggettivo che fa dire agli inquirenti che la scuola di polizia è 5 minuti in avanti, perché non lo dicevano. Tant'è che il GIP dice sì, controllate. C'è un altro dato, la farmacia l'orologio non ce l'ha, c'ha la data ma non c'ha l'ora, perché noi abbiamo pure fatto un lavoro molto certosino. E in più c'è un'altra cosa molto importante, è che l'applicazione della signora Micheli è comunque agganciata al satellite, al discorso dell'orario. Quindi questo delle telecamere è molto importante, perché quei 2 minuti possono spostare le telecamere che avete fatto vedere prima. E c'è questo foglio messo tra i monitor dove si legge in modo molto chiaro che le telecamere hanno 7, poi c'è una parentesi, a me mi sembrano 8 minuti di ritardo. Quindi questa ripresa, che è una ripresa
che si commenta da sola, fa saltare i 5 minuti, ci fa dire che questo dei minuti è un vero e proprio pastrocchio, perché non si capisce se sono 5, se sono 7, se sono 8. È interessante è importante. L'appello a chi ha mandato questa foto, ma anche l'appello a tutte le persone che conoscevano Liliana Sebastiano e i rapporti e le relazioni che avevano, perché siamo quasi alla fine di queste indagini e riteniamo che ci sono ancora delle informazioni che possono aiutare, come diceva il signor Visintin prima, perché noi vogliamo la verità. Non ci scegliamo il colpevole e né il reato. La verità per Liliana. Se le telecamere fossero sbagliate di 7-8 minuti, Liliana sarebbe passata da Damiano Chiesa alle 8:50 e quindi in ogni caso non potrebbe essere in piazzale Gioberti alle 8:50. Per questa ragione gli inquirenti, come fossero una bancarella della fiera, si sono fatti lo sconto e da 8 minuti ne hanno segnati 5. Riguardo la Panda bianca fatta vedere ieri sera che passerebbe sia vicino ai cassonetti che piazzale Gioberti, la Panda è la macchina più venduta in Italia e se non viene ripreso il numero di targa, certe affermazioni non stanno in piedi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.